per questa sera è atteso intensificarsi dell'evento. Ovviamente ribadisco che non è un evento di portata come quella di fine ottobre, quindi nessun allarmismo, ma facciamo particolare attenzione in quanto il territorio che è stato danneggiato dalla tempesta Vaia non sappiamo precisamente come possa rispondere in alcune situazioni. Resta alta l'attenzione per il maltempo in arrivo nelle prossime ore sulla regione. Già nel pomeriggio a Belluno si registravano temporali di forte intensità, mentre dalla tarda mattinata ha iniziato a nevicare abbondantemente in montagna. Proprio per la neve sono stati chiusi Passi Falzare, Govaparola, Pordoi, Giau, Tre Croci e Fedaia, mentre passaggio interdetto e i mezzi con carico superiore ai 35 quintali sul passo Cimabanche e Montecroce Comelico. E arrivano anche i primi provvedimenti di chiusura delle scuole. Niente lezioni domani in tutti gli istituti del comune di Livinallongo, che ha emanato un'ordinanza per l'intensità delle precipitazioni e il rischio valanghe. Stiamo monitorando costantemente la situazione, il grosso arriverà tra la serata e la nottata, il livello di allerta per noi salirà man mano che scorrono le ore, spiega il sindaco di Belluno Massaro. Sono previsti localmente fino a 200 mm di acqua, che è veramente un quantitativo veramente molto molto elevato, quindi si tratterà di capire questi 200 mm poi in quante ore vengono distribuiti. E poi c'è l'altra problematica invece che viene confermata a partire da questo pomeriggio prevalentemente, e cioè le copiose nevicate in quota. A 1500 metri si parla di quasi 1 metro di neve. E infine c'è il terzo problema, che è quello del vento. Durante le intensificazioni delle precipitazioni sono previste anche raffiche di vento molto forti. E inevitabilmente torna alla mente la distruzione provocata dalla tempesta di fine ottobre. Come sottolineato dall'assessore Bottacin, a preoccupare è la tenuta di un territorio già profondamente ferito. Cercando di capire chiaramente come il nuovo territorio, dove non ci sono più gli alberi in alcune zone, dove ci sono state frane, eccetera, reagirà, diciamo, a questo nuovo stress di questa nuova tempesta che è in arrivo. Ai cittadini l'appello dell'assessore Bottacin. A evitare di spostarsi, se non è proprio necessario, nell'orario serale e nella prima parte della notte. Invito anche a segnalare chiunque eventuali situazioni di rischio che dovessero essere percepite telefonando alla nostra sala operativa della Regione.